Salve a tutti e ben ritrovati in un nuovo video di Albi00. Oggi vi farò vedere come fare un account locale su Windows 8. Prima di tutto andare sulla schermata Start e andare sull'angolo in alto a destra e cliccare ricerca e scrivere account. Andare su impostazioni e fare qua creo un account. Dopo aver cliccato vi verrà fuori gestisci account e cliccare aggiungi nuovo utente alle impostazioni. Ecco, aggiungi utente e cliccando fate accedi senza un account Microsoft e fate account locale. Fate mettete un nome, per esempio prova, e fate avanti. Vabbè, qua ho fatto solo già fare avanti e qui cliccare se avete un bambino o è un account di un bambino per controllarlo e per non farlo andare per non fare le cose più. Ecco, e qua viene fuori l'account perché potete cambiare. Ecco, fatto l'account, cliccate su prova sul vostro account e qui potete modificare il nome, creare una password, configurare il family safety, cambiare il tipo d'account, eliminarlo o gestirne un altro. Lo elimino perché tanto non mi serve, lo faccio soltanto per il video. Ecco, e così si elimina. Ok, elimino anche questo. Ecco. Poi vorrei spiegare cos'è questo account, lo attivate, è un account locale che vi dà il computer. Se ci clicca e vado su, ovviamente si blocca la registrazione, non posso farvi vedere. Poi altre cose per l'account non ce ne sono. Volevo andare a vedere se c'è qualcosa che posso fare. Ecco. Vabbè, cambiare il tipo d'account, nel senso account Microsoft, dovete mettere dentro la vostra email, rimuovere vabbè, un account utente, come ve l'ho fatto vedere prima, account utente, modifica account, sarebbe niente, mettere vabbè, la password, le cose, poi qua account. Personalizzare nel senso la schermata di blocco, cioè se mettete che dopo un tot di minuti si spegne il computer, si va in stand by, se muovete il mouse viene fuori la schermata di blocco e anche quando non c'è niente. E qui ci sono i vari disegni. Io ho scaricato anche Minecraft wallpaper e mi ha dato queste immagini e altre che non c'è nessuno. Schermata di start è quella di prima, potete scegliere il disegno sotto, come questo e altri. Il colore e poi l'immagine account, vabbè, ve la fate voi, potete farla con la fotocamera che c'è, se c'è nel vostro computer o guardando la vostra galleria o la camera. Le notifiche, gli utenti, sarebbero quelli di prima, mettere la PIN, password o creare una password grafica. Le notifiche sono queste qua, tutte le vostre applicazioni che avete su, dagli store a Skype, dalle notizie alla galleria.
Le ricerche sono queste qua, sempre quelle che c'erano prima. Condivisione sono i contatti, le mail o Skyrider, e anche Skype che poi non c'è. Generale, potete qua generare di un account, ruolo tutto, reinstallarlo, archiviazione, la lingua, selezionare le app. Provaci, sono queste qua, queste qui le app il nome, l'immagine dell'account, dispositivi, sono per esempio la stampante, mouse e altri serie di dispositivi wireless, potete attivare la modalità aereo, vi attiva tutta wireless e altre robe, praticamente offline, è spento, potete soltanto giocare se non serve internet. Qua l'accessibilità, l'assistenza vocale, mostrare le notifiche per 5 secondi, così via. Qua non me lo dà. Gruppo home, non so cos'è, sinceramente. E Windows Update, non ce ne sono. Vabbè, queste qua sono le impostazioni principali del computer. E niente, per cambiare il desktop si fa personalizza. Sono nel desktop, ci sono quelli predefiniti da Windows, sono l'immagine che volete voi, il colore dello sfondo, i suoni e screen server, eccolo qua. Quello che se mettete per esempio le bolle, prova, viene fuori così, le bolle, vedete? Che vengono fuori le bolle. Se no gli altri nastri, così via. Io non lo metto, e se qua attesa un minuto, cioè dopo un minuto va in stand-by. Al ripristino torna alla schermata di accesso, cioè quella dove si vedeva prima la schermata di blocco che c'era prima. Queste qua, vabbè, sono le cose basilari da sapere per Windows 8. Per informazioni iscrivetevi, commentate sul mio canale, iscrivetevi e niente. Alla prossima, ciao!